Oggi la CGIL del Veneto è in piazza, come tutta la CGIL in tutta Italia, per festeggiare e celebrare il 25 aprile, ma anche per iniziare a raccogliere le firme su 4 referendum. Abbiamo scelto questa giornata straordinaria che ricorda la liberazione dal nazifascismo e da cui nasce la Costituzione. Proprio da là partiamo, dal primo articolo, da rimettere al centro il lavoro. La CGIL scende in piazza il 25 aprile in Veneto come nel resto d'Italia per celebrare la liberazione, ma anche per dare avvio alla campagna di raccolta firme per i 4 referendum abrogativi proposti dallo stesso sindacato per cambiare alcune norme legate al lavoro. Per abolire il Job Act, per ripristinare l'articolo 18, per il lavoro certo, sicuro e dignitoso. A Treviso banchetti allestiti in piazzetta Aldomoro e in via Alzaia. L'obiettivo, spiegano dalla CGIL, è mettere fine a quei provvedimenti normativi che nel tempo hanno impoverito lavoratrici e lavoratori, rendendoli meno tutelati anche dal punto di vista della sicurezza e più precari. La raccolta firme proseguirà per 3 mesi con la possibilità di sottoscrivere anche digitalmente su www.cgil.it/referendum.